Direi che uno degli esempi più significanti li abbiamo proprio nelle mura di cinta del paese, in cui nella parte bassa ci sono delle mura in opera poligonali di quarta maniera, risalente all'inizio del IV secolo a.C. Successivamente, dopo 3 secoli, sempre nel periodo romano ma in età sillana, è stato costruito un lungo muro in opera incerta che è tipica di quel periodo. Bisogna arrivare poi nel Medioevo per trovare una nuova struttura e nell'ultima fase, alla fine del Novecento, è stata fatta un'ulteriore sopraelevazione. Quindi in una parete abbiamo una stratificazione di 2400 anni di storia. Direi forse che questa parete è il simbolo di Sezze, una città storicamente fondata da Roma nel 382 a.C., in pieno territorio volsco, anche se Sezze era latina. Direi che i romani nel conquistare il Lazio meridionale usarono prendere soprattutto le colline, quindi Cora, Norba, Sezia, quindi creando un cuneo nelle difese dei Volsci. Quando poi i romani furono sufficientemente forti, dopo circa un secolo, spazzarono dalla storia la presenza dei Volsci. Con la caduta dell'impero romano il sito è stato continuamente abitato nel Medioevo, anche se ho bisogno di una breve pausa all'indietro. La preistoria qui nella nostra zona direi che è il cuore della preistoria. Nel Medioevo Sezze è stato sempre un libero comune sotto la diretta dipendenza del Papa, quindi era gestito da un governatore che però prendeva disposizione dal Papa. Il signorotto locale qui non c'è mai stato, per fortuna, tranne parentesi insignificanti. E le antiche origini di Sezze sono testimoniate anche dal museo archeologico, che è sempre in continua evoluzione. Ci troviamo nei locali del Museo Archeologico di Sezze, ospitato in un magnifico palazzo di origine medievale, utilizzato sin dalla fine del 200 fino agli inizi del Novecento quale sede comunale. E a questo periodo, alla fine dell'Ottocento, fanno riferimento anche gli stupendi affreschi di questa sala, che fanno riferimento alla mitica fondazione della città di Sezze. Il museo invece vuole raccontare la reale storia della città e del suo territorio, iniziando dai reperti più antichi che risalgono al Paleolitico medio, quando l'area era abitata dall'uomo di Neanderthal. Una sala del museo è dedicata alla grotta Vittorio Vecchi, una grotta utilizzata durante l'età del bronzo come sepolcreto, quindi gran parte dei materiali qui esposti sono pertinenti a corredi funerari deposti intorno ai defunti.
Gran parte dei reperti esposti sono quindi oggetti di corredo come vasi o anche piccoli bendagli in osso o in pietra. Tra l'altro 2 piccoli bottoni realizzati in vetro faience. Considerate che ci troviamo nel XV secolo a.C. fino al X secolo a.C. Particolarmente interessanti le decorazioni incise o impresse nell'argilla di alcuni vasi, motivi geometrici che sono detti appenninici. Il tema funerario continua anche nella sezione di età storica. Qui abbiamo varie iscrizioni e un interessantissimo rilievo funerario di un soldato romano vestito con una corta tunica, il quale era suonatore di tromba e di corno. I 2 strumenti musicali sono rappresentati su questo rilievo. Si passa quindi al tema del culto verso gli dei. Tantissimi doni votivi, soprattutto in terracotta, sono esposti in 2 sale del museo e soprattutto reperti provenienti dal santuario di Tratturo-Cagnò, che ha avuto una grande importanza soprattutto tra l'età arcaica e il periodo tardo repubblicano. Da mettere in rilievo alcuni piccoli curoi bronzei di fine VI, inizi V secolo, e allo stesso periodo appartengono le decorazioni architettoniche delle antefisse rappresentanti con la loro originaria policromia una coppia di Menade e Satrio danzanti. Oppure per il periodo un po' più recente, per il III secolo, vi sono dei doni votivi probabilmente dedicati a Giunone Regina, come testimoniato da una iscrizione. Tra questi da mettere in risalto i bronzetti rappresentanti soprattutto soldati e un piccolo bronzetto che rappresenta un bambino in fasce. L'esposizione continua in una sezione territoriale dove è da porre in evidenza il sito di Forum Appia, una stazione di sosta della via Appia, dove si fermarono personaggi come Cicerone, Orazio, che ne fornisce anche una dettagliata e vivace descrizione, e addirittura l'Apostolo Paolo. È il momento di conoscere la sagra rappresentazione della Passione di Sezze, una delle tradizioni più importanti dell'intera Regione Lazio. Ci troviamo nella sede dell'Associazione della Passione di Cristo di Sezze, associazione che già dal lontano 1933 ogni anno si assume l'oneroso compito di realizzare e mettere in scena la Passione di Cristo il Venerdì Santo. Il popolo di Sezze ha avuto sempre un forte sentimento religioso, per cui già prima del 1900 e soprattutto in riferimento al nostro santo concittadino San Carlo, parliamo del 1600, le prime forme di rappresentazioni sacre a Sezze vedono la luce grazie all'opera di questo santo molto importante per la storia della Chiesa. Come dicevo prima, dal 1933, ad opera dell'avvocato Filiberto Gigli, la rappresentazione assume una forma teatrale e viene rappresentata ogni anno, eccetto che nel periodo della guerra, per poi riprendere alla fine degli anni 40. Ha avuto il suo culmine in quegli anni, soprattutto nel 1950, in occasione del Giubileo a Roma, quando è sfilata in via dei Fori Imperiali di fronte a una moltitudine di folla e dove appunto l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri ebbe a pronunciare parole encomiabili per la nostra rappresentazione, che sono appunto qui riportate in una nostra pergamena.
l'anno scorso la rappresentazione è andata in scena 3 volte, una a Sezze, ma precedentemente il 13 di marzo a Santiago di Compostela, in riferimento ai cammini d'Europa, appunto nell'ambito del programma della Regione Lazio Le vie Francigene. E poi per tornare a Roma il 24 di ottobre a conclusione di questo importante evento riguardante le vie Francigene. Il carciofo è il principe della gastronomia di Sezze. Siamo in quel di Sezze, nel tipico ristorante da barbitto. Incominciamo con carciofo a insalata, da servirsi come antipasto, per poi passare nel piatto principe per me, che è quel bucatino a brodo di carciofo, che mia madre mi faceva a tipo di colazione quando io avevo 4 anni come da foto, sui campi di carciofo. Poi passiamo nel risotto al carciofo tipico di Sezze. Passiamo ancora all'altro piatto veramente semplice, che sono i tagliolini fatti in casa ai carciofi. Passiamo poi ai carciofi veri, quello che tutti conosciamo, che è quello alla romana. Per poi passare al carciofo fritto dorato, ai carciofi frittellati, che sono quelli là, e passiamo addirittura alla frittata di carciofo, per poi passare come finale alla pizza con i carciofi. Poi ci sono i carciofi arrosto, e di là abbiamo tutte le caciottine che si fanno tipicamente in zona dai nostri pecorari. Passiamo alla classica nostra zuppa di fagioli di Sezze, dove io ho le posate d'oro. Il nostro pane di Sezze, che non è da meno a nessun tipo di pane a livello nazionale. Per poi passare ai dolci. Noi come dolci abbiamo i nostri tipici di Sezze, dove io ho influito a non far perdere la tradizione. E poi i dolci di Pasqua. La crostata di pisciola e quella di ricotta. Tutto questo si accompagnano con i nostri vini, oggi ad un certo livello che noi stiamo nel Lazio, che stiamo vinificando divinamente bene, per poi passare agli asparagi, alle verdure, ai carciofi, a tutti quanti i prodotti tipici degli nostri ortaggi, che sono in assoluta i migliori d'Italia. E che vedete da dice, ormai di Sezze siete visto tutto, sapete che ci sta la storia, sapete che ci stanno i monumenti da vedere, le chiese, la cattedrale. Ora mi rimane solo di dire una cosa. Venite a Sezze, che a Sezze vi si passa la malinconia. Magnate bene, se tenete una cica di fantasia, vedete che il problema non ci sta. A Sezze si mangia bene, ci stanno le carciofole, ci stanno i dolci, ci sta un sacco di cose. E dopo, ricordatevi che a Sezze ci sta l'aria buona. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, ci vediamo la prossima settimana. Auguri e ciao!